Parliamo di questo carnevale al via qui a Piazza Pirandello? Sì, è il secondo carnevale organizzato dalla Proloco Agrigento, qui i bambini ci invadono, quest'anno dedicato ad Agrigento 2020, 2600 anni di storia, le scuole partecipanti sono l'Esseneto, la Quasimodo e la Rita Levi Montalcini. Abbiamo diversi sponsor, il comune di Agrigento è presente e anche il parco archeologico e stiamo dando il via a questa esibizione. Ovviamente i bambini sono vestiti da greci, da gruppi folcloristici eccetera per inneggiare alla nostra città. Il carnevale ad Agrigento ritorna? Ritorna e parte da Agrigento. Ecco, mi pare che siamo al terzo anno oramai che abbiamo inaugurato questa iniziativa grazie alla Proloco che coinvolge le scuole, è un bel momento di condivisione, coinvolge genitori, insegnanti che lavorano anche al progetto. Anche Agrigento da qualche anno, pochi anni, ha il suo carnevale. È stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quindi l'abbiamo voluta ripetere ed è anche una bella occasione per far capire ai bambini le origini della nostra città. Un'origine che si va perdendo. La Valle dei Templi, naturalmente, bisogna valorizzare tutto questo che abbiamo, queste risorse che abbiamo. È diretto da Luigi Costanza che ci ha invitati ed è felice di farci partecipare a tutte queste manifestazioni perché appunto apre le porte a tutto quello che di nuovo e di positivo c'è per la scuola. Poi anche per i bambini, no? Sicuramente la priorità va data ai bambini che sono i protagonisti della giornata. Rita Levi Montalcini, la scuola dell'infanzia Santa Chiara, ha partecipato con i vestiti del Gattopardo. Ti piace? Sì, tantissimo! Siamo felici di rappresentare anche noi questo carnevale con la nostra scuola, la nostra dirigente ci ha dato la possibilità e noi siamo orgogliosi. Come li avete vestiti? Noi siamo messicani, siamo una scuola dell'infanzia e poi ogni classe, la scuola elementare, ha interpretato un gruppo diverso, abbiamo rappresentato il mandorlo in fiore.